Canaia fa muraie, no canaia fa l'amor, na volskaia fa muraie, no canaia fa l'amor, di mal'amicchiola i prova, de bambino te dal Signor, di mal'amicchiola i prova, de bambino te dal Signor. Anche la via ciatale cismarive di colore, anche la via ciatale cismarive di colore, e di un color come la siale quanche a botte io la flor, e di un color come la siale quanche a botte io la flor. I sitiatim aquí tarum mulin moderno e a missa mea vondo strani considerat che i mulins in Tiarnio han dut secoli e secoli di vito. Aquí vim lo mulin nov e lo mulinar gioven. Allora iniziate aquí a Soclef, che sbie il paese spogliata a 600 metros di altezzo. E si impartiacherà di questo mulin nuovo, come che dicevi prima. Il mulin è di Fiorindo Mazzolini. Allora, la storia di Fiorindo vale la pena che vigno veramente contato. Fiorindo si laurea a Trieste in scienze naturali con indirizzo ecologico terrestre. In quegli anni lavoro enti università e uffici, ma che di volta certos hanno fatto di sicuro per lui. Così al maduro l'idea di fare lo ricercatore di energie alternative o lavora all'acciero. Al ciel questa ultima soluzione, considerata che la sua famiglia ha inviato già un'azienda agricola. Lui si marito con Anna, uno poema piemontese, e insieme con la bella avventura di coltare lo sorc rosso, doprand las vecchios semencios, che col passare del tempo avevo perduto il loro podio germinativo. E sono voluti ben 3 anni per tornare a recuperare la sua virtù. Ecco, questa qui più o meno la storia di Fiorindo Mazzolini, però l'azienda è par con Luciano Mazzolini, so pari. E intanto Luciano Mazzolini aveva ordinato in Austria lo mulin a un'azienda che faceva in l'elenco la smuelos in Piero. Ma genando così lo sor, la farina e mantenendo sai minerali e tutte le buone sostanze che la res perdutos coi macchinari modernos. E ieri nasciuto la farina socchievina, famoso in tutto la Tiarnio. Allora Luciano Mazzolini, 80 anni ben portati, quasi 40 anni di amministratore comunale a Piesocleve, ben 3 legislature di Scinic. E pensi che pur personaggi gli hanno dato il contributo per il suo comune, come Luciano. Allora, prima di passare la parola a dire che alle latinauste ordinate smulin, io volevi dire che in Tiarnio, Luciano, ai primi del 1900 andero ben 176 mulins e era stato mettuto per fin la tassa del macinato, definito la tassa della vergogna.
E vignevo dato, per questo tasso, una concessione ai mulinars, devor pagamento al governo, per periodo per las agos, per far funzionare las muelos dei mulins. Beh, che tim sono vergogno. Come in un paese la tassa del macinato, sarà atos burocrazios. Però continuo a usare di che mulin, pensando a che mulins con la muelo che girava con la forza da lago. C'è molto che è venuto l'idea di implantare che sorta mulin così moderno ma funzionale. Ma l'idea è venuta io dico che non erano più i mulins in Chiarnia, allora si è pensato per poter continuare a avere una farina eccellente di acquisire un mulin e produrre la farina, produrre il mais e renderlo mosenato e a disposizione per poter fare la polenta. Quindi dopo che quando sono andato in pensione, che lavoravo in cartiera, avevo i pitim e quindi mi sono dedicato un po' a preparare questa nuova iniziativa di produrre e masenare e mettere in commercio la farina da Chiarnia, con la semenza che in quegli anni si era in cartiera, ma è sempre conservata la semenza di una volta che era dai miei nonnos, eccetera, non si sa da quanto, che era già semenata qui. E quindi la semenza è sempre che di una continuità dalla roba vecchia di una volta. Ecco, non spiegherà dopo Tofì Fiorindo che è all'elata appena riguei la Spanolo, se sono un mariveo. E sa meo gorais, io ci bi gorais gran, panolos grandos e sanos oltretutto. Ma torniamo al mulin, che smulim in lim, di soro a par do sorg, e dopo vengo plan plan calmaseno. A chi vi sentimi profums, enche de farino. E questo muelo in Piero, che gli denti. Sì, è una piera che non è più come una volta fatta in un certo sistema, ma hanno mosenato la piera, ricomponuta e quindi per mantenere le caratteristiche del prodotto al giro sia elettrico ma con i giri così bassi, con poca velocità perché non si scialdi e che resti tutti i profumi che la farina contiene. E quindi si avrà una polenta eccezionale mantenendo tutte le caratteristiche che ha la blava. Ecco, dici Luciano che per vecchio c'è chi mi pensò, las muelos es venivo fattos qui conglomerats, chiaro che clapons che si chiatavo d'ogni oldean. E per non far fadio a portare al mulino las muelos es venivo temblados dai picopieros sul puest, ma così mi han contato. Ecco, come la nuova tecnologia, immagino, e torno a mettere ad in che via c'era la natura che faceva. Che sentia permette manco la manutenzione, cioè anziché una volta o spesa, dipende dall'usura che aveva, scogniva essi smontato tutto e tornato a mettere a posto. Con la nuova tecnica di mosenare i claps, le spiere dure e poi ricompone il materiale, si autolivella di bessola e quindi richiede poca manutenzione e mantiene sempre la stessa caratteristica e la stessa proprietà. Ecco, dicono che in Chiarnio i mulini restati, ci può contare sulla mano, sui dios di una mano. Alle il mulin da 10, che è di Firmino, che si è picchiato fuori las panolos come las vuestros, alle il mulin di Piedim, alle il mulin di Pongi Fabio Morassi, che infatti c'è un servizio con videotelecarnia con Celestino Vezzi proprio 2 anni fa.
non stima di smentea, e c'è il mulin di Mario Bonanno su te Val Pesarino, le picciulut però funziona. E te vuoi trovare i vostri mulin moderno. Ecco, allora come in la parabola magari a Fiorindo, calpo Vignicacchi, Fiorindo è il figlio di Luciano Mazzolini. Allora Fiorindo, e intanto buon dia e grazie di averci ospitato al tuo bel mulin moderno. Allora vi incontrate che tutto è una sorta laureo, però tu hai pensato di volta a pagina, e sono 20 anni ormai che sto mulin, grazie a tuo pari, al continuo a magenare e al continuo a funzionare. Ecco, continua a usare questi spanolos, che sono unicos, con che calor grandos enche, sanos, a non dene paveos né nuio. Perché qui sono nuove, si fa da su da poco. Ieri tu mi hai detto che tu sei stata a Riguelos. Sì, la stagione che stanno è bella, insomma, a plot erano come un po' di anni che si faceva fatica a coltivare bene, ecco, perché veniva tan secca, che su di noi temperature altissime e che su di noi disegnano le normali queste temperature, quindi che la blava partiva tanto, una blava che partiva tanto il secco, che sta a plot e quindi la stagione è stata bella e che appare il guardi, altri strumenti lì che è coltivata e insomma, venuta una bella stagione, sì, veramente. Ascolta Fiorindo, la tua farina so che vina, qualche fa la polento, io spalanchi un barcon, le sprofum, sprofumo tutto l'uborg. Esa è la bontà de spanolos, tutto colto simo culledam, non tu metti pesticidi, dimmi qual è il tuo segreto di fare questo polento, questo farino speciale? Dici che il segreto, cioè la mia idea è quella di continuare, diciamo, che sta la storia della nostra famiglia, di mio nonno, mio padre e via. L'idea, cioè, noi facciamo la roba più naturale che si può. Io se c'è anche certificato biologico, infatti dopo di te arriverà il certificatore del bio. Di continuare a coltivare, sì, sia la semenza vecchia come una volta, continuare a concimare come una volta, non buttare diserbanze e pesticidi per la coltivazione. Ovviamente sono panolas grandi, se vengono mettere aspirate, poi lontano sono di che altre perché possono svilupparsi bene, perché sono tanto alte che la chiana è tanto alta. Quindi bisogna, insomma, di certi accorgimenti come che facevamo una volta. Ecco, e a produrre la metà, a produrre poco lo stesso, noi facciamo come che sta anche una bellissima stagione, faremo 60 quintali a ettaro per dirti, no? Non è che si fa la produzione. Però la qualità non è esatto, non avevo puntato che ovviamente, perché se no potrei in altre. E imparare sulla qualità, per avere un prodotto di nicchia, un prodotto che la Inter può apprezzare e soprattutto, come dire, dà un prodotto il più genuino e naturale possibile, che lei che la mangi, insomma, che avevi al di buon di metti sotto i denti, come si dice, ecco. Di no, insomma, inquinare il prodotto che sono già buoni, così che sono senza. Fiorindo, io mi sono documentato per questo spanolos, esam 500 anni di vita, come chi è, che avevi trattato a vecchi documenti. Allora, i documenti nos dice che a metà del 1500 in Italia veniva coltivato il sorgo, questo semencio dal mais originario di zone tra il Messico e il Perù, settiato e immaginato veniva un polentino scuro. Ma lo naturalista Pierandrea Mattioli, tra un scritto editato a Venezia dal 1559, dice che fra le specie del grano, quello che malamente chiamano formento turco, e dico malamente, perciò che si deve chiamare indiano e non turco, per essersi portato dalle Indie occidentali e non dall'Asia né dalla Turchia. Di queste ne sono portate a noi 4 sorte differenti, solamente nel colore della granella, imperoché di nere, di gialle,
di rosse porporeggianti e di bianchicce ve ne sono. Allora io tu la sto spagnolo se sono documentados 1559 ed es continuo a essere coltados, però dimmi, e nos amporo ne dal friot, e nos amporo vengono coltati oltre che in Chiarnio, anche in Furlanio, non è mai veduto che sono scuro in Furlanio. Allora, a dire il vero, hanno delle qualità in Furlania che vengono scure, se le rotte di Aquilea per dirti, altre varietà sono anche coltivate in Furlania. Che chi in Furlania non regna, perché è abituata al clima qui. Ma così, per spiegarti, tu vas all'impegno e altre qualità, oltre che chi ha altre 3-4 qualità, sì, per che sveglia. Per esempio, tu vas a Fort di Sot, hanno un'altra qualità che mi ha portato. Tu vas in Tolves, una località a Chidogna, ha un'altra qualità. Cioè ogni zona, dice chi sei io, insomma il Mancula qui, hanno tantissime qualità, ogni vallata, ma quasi ogni paese, invece a 6 km di qui, ha un'altra qualità di blava, che si adegua probabilmente al territorio, al clima di che zona. Noi veniamo che chi, si pivot che chi, e quindi io ovviamente mi metto anche dal mio paese. Però bellissimo queste caratteristiche che tu mi stai contando, perché l'uso è adatto al clima di che zona. Sì. Però ti dirai che dal mio paese, 900 metri, mio padre mi contavo ai prima 900 che venivo alc, però dopo mi ha sempre detto che non smaduro niente le femmine, figuri chi lo so. Allora, se prima ieri col nonno Luciano, col pari Fiorindo, come si chiama con la terza generazione. Satria, che sbia il poema ricciotto, 17 anni, che continuerà l'opera che l'ha inviato il nonno. Ecco, Satria, tu stai studiando, come tu sei giovane, tu fai. Ecco, dicono che Satria non chiacchiero Chiarniel, per io che sono Maria piemontese. E allora gli ha insegnato l'italiano, ma io spero che col team tu impari sempre il Chiarniel. Sì. Vedendo il lavoro di mio padre mi è piaciuto, mi sono appassionato a questo lavoro e ho fatto una parte di etichettatura e di design per i prodotti. E poi quando vengo qui al mulino mi piace macinare, lavorare con i prodotti che ci sono, pulirli, prepararli per la macinatura.
Allora Fiorindo, e si passata al plan tesoro, alla io abbassi veduto il mulin che funziona, a chi tu hai il mulin nuovo crei, che l'azienda è continuo, e a chi tu hai che sorta contenuto, c'è che l'è questo? Che è un frumento. Sì, è coltivata a Socleve e è una varietà di chiese antiche di una volta. No, questa tarlo di medicina di varietà antiche. Che è una varietà che si chiama il dottor Ceccarelli all'Università di Firenze, ha recuperato 20 varietà di chiese vecchie di una volta. E noi si arrivasse da un sac, un 20 kg, così abbiamo coltivato un po' di frumento e dopo anche collaborando con altre int e abbiamo esaminato queste vecchie varietà. Non è nome una, ne si è dentro. A uso questa tecnica di mettere tante varietà, perché più andè e più c'è la possibilità che il territorio si adatti. Qualcuna si sviluppa di più e altre si sviluppa di meno. Se tu sai che a Socleve svilupperanno qualcuna di più, se in Furlania si svilupperà qualcun'altra, insomma. E così quest'anno a Socleve vi mettuto 4 ettari circa di frumento. Ecco. Quindi vi mettuto il segale, vi mettuto il guardo, vi mettuto il frumento. Insomma, vi comprare la trebbia, così si trebbina a Bessoi con signor e mio figlio, che i due trebbiatori che vi provato a trebbiare, quindi per voi arrivare a chiappare su il prodotto anche è la stagione giusta, se non le masse non le sapevo. Prima si affidavano a conto terzi e loro probabilmente non avevano sempre il team per venire su, insomma magari in massa tardi, la roba era già passata e quindi così decido di comprare una tributa anche a noi. Ecco Fiorino, complimenti per sperimentazioni che vi e per il recupero di sementi vecchie. Però diciamo che andiamo a sperimentare anche a povolare, là che Agata Gridel, no? E fa più o meno seppur pimpiccio come te. E mi ha detto che viene da te che tu trebbi tu e che tu immagini tu. C'è bene questa collaborazione? Ma sì, come in chiaro, insomma, in chiaro. Sono tante gente per piccole quantità, così, però le biele, lei c'è un signor di Sauro, insomma, hanno tanta gente che mette dei prodotti e dopo ovviamente viene in chi a Mosenà, che c'è l'ornano il mulin, e le biele, insomma, senti che la gente torna un po' a ricoltivarsi il prodotto, si lo coltiva, dopo viene chi a Mosenà, dopo torna a portare a casa, farsi il pane, e insomma lavora col suo farina. Insomma. Allora dimmi che sorta formenta antigone con la farina, c'è si fa? Pan, pizza. Sì, si fa un po' di tutto. Sono farine non hanno tanto glutine, perché sono coltivate in maniera naturale. Sono un po' più difficili di lavorare, però il sapore è come ti parlava. È un'altra roba, insomma. Voi come voi che sono allergiose a pleno, questa qui è l'ideale allora. Sì. Tanta gente che è intollerante al glutine, con queste farine che non ha problemi, insomma. Beh, insomma, non basta sorg, non basta guardi chi chiacchiera lì dopo e vi metti il formento, il massimo che la chiarno dà. E la segale, che una volta era tanta segale. E la Siano. Sì, la Siano veniva coltato solo 1000 metri. Mi diceva mia madre che a Culino gli facevo questo pan scuro, che era san scugnio a mangiare, come in un modo. Sì, esatto. Comunque, per non ingrassarsi, che tu sei simile.
come si in talto laboratori che ha che contenitori in plastico che prendi spiegano le varianti di farina e hai pensato, ma tu hai dut in lem, in clappe dut, ma che sto plastico, non era mica in lem fiorindo. Dicono che una volta avevano tutti i contenitori in legno. No? Appena cominciato, noi avevamo delle mastelle vecchie che usavano mio nonno e mio padre e facevamo tutto in legno. Dopo con le nuove normative, il legno, come non è sanificabile, hanno obbligato di avere tutto il legno. E quindi soprattutto a farine il legno non è stato più possibile mettere, vinciamo qualche contenitore per i cereali, di esempio al mais, così per la blava, ma a farine non si può usare più. Mi dispiace, ma te come per noi che avevamo queste mastelle vecchie che pesavano. Unica, sì, veramente. Fiorino, è appena venuto che tu hai dilato al tuo ufficio l'ispettore per controllare che tu faccia tutto bio. E certo che più bio a caso in chiarnia non è. Ma caso, disegno così, sicuramente viene una condizione tanto più favorevole che io. Perché qui blava non coltiva quasi nessuno, quindi non hai problemi di inquinamento, di incrocio dalla semenza e via. E quindi da quel punto di vista sono fortunato, ecco che sono fortunato veramente. Però i controlli sono gli stessi. I controlli sono gli stessi. Ecco, allora continuus questi farinos, perché tu hai la socchievina, continuus un tic che sto svariando. Allora, come ti dico, la socchievina è che va, la mastella più grande, è che va più commerciale, sì. Ecco, dopo viene la saresina. Ecco, dice che la socchievina è fatta anche blava che ti ho detto prima, no? Con che spanola grandi, sono rosse, sono gialle. Esatto. La saresina è fatta con pane, disegno, con la stessa tipo di blava, però dentro metti un po' di saraceno, una piccola percentuale che la scurrisce e dà un gusto più particolare, che a qualche dunque è plus. Di integrale. Integrale, disegno così. Dopo vengono altre varietà, cioè qui per esempio viene un mais nero, che lì sarebbe praticamente come il rosso di Aquileia. Un rosso, il nome è quella panola rossa, una varietà tutta rossa, e ti viene una farina che sa me proprio che dal saraceno, un po' scura, che le viene quasi nera come farina. Si vuole che riguardato dal Manzoni, qualche raccontava di questo polento scuro che fumava. Sì, esatto, che lì è proprio che. Dopo viene la farina grossa, le qualche dunque l'ama aveva la farina grossa, e quindi questa è una particolarità rara, perché una volta si usava tanta farina grossa, quando io ho cominciato a lavorare si usavano dei tamei stampi grossi. Comunque i tamei lì sono praticamente quasi in disuso, che nessuno usa farina più fina, più delicata. Ecco. Al vero e hanno sostento il profumo del polento, così la poesia di Enrico Fruc, originari dall'Udario da Regulat, scrivevo.
E allora Fiorindo, tu mi hai spiegato i passaggi dal ciam che tu sei asseminato da Blavo, che sor Camtigon che tu hai recuperato, de Spanolos, i vin venuto la farino, c'è mo che vin la farino, però come i vin la polento. I vin la polento che tu fai la polenta socchievina, per cui che non ha uno spoler, perché cui che ha uno spoler tu raccomandi, fai io la polenta in chiesa sul spoler, col cialderin e con la farina socchievina. Ci abbiamo fatto questa polenta, Fiorindo? Allora, la polenta, dicono che dopo, dicono italiani, ci ho la polentiera che non sa mai che fa mio, perché è tanta in giro, il tipo di cottura cambia tanto il sapore alla polenta. Quindi dopo disegni che viene cirut, la polentiera che non spara la mia, ecco, disegni così. E anche per la quantità che non scoventa, cioè sono che piccole magari, ma non scoventava un pelino più grande, quindi viene conosciuto proprio c'era il tipo di cottura della polenta che non stava. Allora, hai voluto fare la polenta come che si fa in chiesa, la proporzione è che la cottura è, insomma, le lasci su così 2 ore la polenta, quindi perché si di questa che che non sia una precottura, una cottura totale, in modo che uno può chiattare già pronta, insomma, si aldare e mangiare. Questa è la mia ricetta via. Dopo, insomma, nel laboratorio, insomma, sulla battitura viene fatta, dopo viene battuta e dopo viene confezionata in sottovuoto. Non ha una grande durata perché è un mese di durata, 40 giorni, perché non usi nessun tipo di conservante. Ecco, la filosofia è stata spiccare di fare il prodotto più genuino che si può. Quindi la polenta non mi aga alle farine, la cottura, il raffreddamento e il confezionamento sottovuoto. Ecco, quindi un prodotto come quello fatto in chiesa, come ti resisto, fatto su spolert, è un'altra roba. Però ti conterai uno, io la faccio in chiesa, io ho avuto la fortuna di farla in Sudafrica, in dove ero gli emigranti, al foro, alla Iu, e io ho avuto la fortuna di là. Per uno chiaso, era uno cappano, uno staico dei neri, là che faceva la polenta, loro la chiamano la putu e la facevano con la farina blanco. E c'è che mi ha maravigliato che la macedavo, non duro come la nestro, però quando la mangiavo, la tenevo in mano e la foleppavo così. E vi visto in tutti i boscadori vecchi in Tiarnio che quando mangiavo polenta e formaggi la mettevo a tesmans. A me è maravigliato che fa dei boscadori di Tiarnio al Sudafrica. Io tutto il mondo è paese, si dice, la polenta è una novità. Per l'Africa, chi la mangia, c'è uno che la mangiavo da noi, però io penso che anche è nutritivo dato che la mangio anche alla. Sicuramente, la farina di mais ha comunque i fueli, e quindi dentro il germe ha tantissimi minerali, insomma è un alimento abbastanza nutritivo rispetto ad altri cereali. Infatti noi quando facciamo le sgallettas, la macchina è tutta sporca di fueli dentro, è la prima volta che non si toglie sgrassare, chi non mi fu ecco, invece con la farina, la blava ha tanti fueli dentro, sì. Allora vinti a creare polento, ma non vinti a creare dall'ultimo nasciuto la sgaletto, la sai appena chiacciados e si compagno con formaggi, con salam, ma per me è uno spezzo di sorgo brustolito sulla plotto, il profumo, spiego tu che tu la fai. Ma non ti sei lontano da verità, perché avete solo il mais, abbiamo tutto in una piastra, che è chianda bollente, 240 gradi, 245 gradi. Quindi è come poi la viene chiacchiata, a scoppiere, perché quel chialta a scoppiere, e fa questa forma di galletta, una cidula. E come Fiorindo, il finin che sbia il documentario dal Tomulin di Soclev, e vi fatta la Spanolos, che sono bielos, e vi fatta la Sfarinos, e vi fatta la Spolentos, come finin col Vuardi. Ecco, tu mi dicevo spring che il Vuardi, ti dicevo Tomari, al vignevo coltata sempre in Tiarnio. Ecco, io i miei documentari, dopo tu mi dicerai
dal che a Culino si semenava di trio sortos, ugnul, palot e di quattro chiantons. Così Gnariglino uno vecchio da Culino mi contavo. L'uvuar di mucul, così chiamata Giviano, si semenava da tom, pa c'è cascire in farciasso della Niov. E guardi a scovo per primavera al vignevo. Attocchiavo a Culino semenar rotazione, cartufulos, ronos, che sarebbero le erbette, raj, chiapuz e guardi. Ma dall'archivio parrocchiale da Culino Nelio Toc, storico da 20 su, avevo chiatato scritto che dal 1662 i folks da Culino, che erano le fameos, e squignivo da Igligio di San Michiol un tam di sialo, segale, che tu metti anche tutti i chiams, formente guardi. Io tu lucereai che tu mettevo anche tu, che tu metti anche tu, in che viaggio non ero bezza, si paiavo in natura. Allora cereai come Parigi, ma che l'Università di Udine cerca di recuperare la semencios antigonos dei chiams sperimentai. Allora continui tu dal tuo guardi che tu hai cerut che tu c'eri solo di Guio di coltate tio chiams e che personalmente lo hai chiarciato, alle croccante, alle un grum savorito. Ecco, sì, il guardi, era una che per me mi è sempre incuriosito perché era un prodotto che in Chiarnia esisteva. E quindi dopo io avevo lavorato con dei universitari di Udine per poter avere una semenza che potesse venire qui e avere una certa produzione, insomma, ecco. La soluzione che mi ha dato ora è proprio in Toscana, con l'Università di Firenze. Loro fanno una sperimentazione in chiam grande, sperimentazione. Quindi, lavorando con loro, mi hanno dato, secondo loro, l'idea dei 2 o 3 tipi di guardi che potevi mettere. Living method e il prodotto è più bene, alle madurite, e io lo metto in atom, così al tappone, al biel, al nastro in atom, dopo sta solo dalla neve, tutto l'inverno, e in primavera torna a venire fuori, a madurire. 100 anni fa faceva Culino così e 100 anni dopo faceva soclesi. Compagni, non è cambiato nulla, la coltivazione si picchè, la varietà mi dispiace, sentivi come novelle, perché sarebbe veramente il BL torna a recuperare anche le varietà che erano in proprietà qui, che chi arrivi comunque dalla Toscana, sempre varietà da ricercare, insomma vecchie e via, però sarebbe BL per noi chiarnier le nostre varietà che erano qui, forse l'ugno. E la raia Culino, esatto. Chi sa raia di las ultime novità. Sul guardi, esatto. Ecco, insomma, a loro fiorindo nonomo sorc, polenta socchievina, farinos per fare pizza, spam, sedut, ma ovviamente al guardi. Per fare la minestra. Per fare la minestra di guardi è ben buino, io la faccio con i fasoi, ma las novos modos de cogenario, i far l'orzotto, che non lo sai fare, non sai. No, come è cambiato. Sì, però il guardi a resto speciale.
tutto das trio generazioni si chiama qui al mulin Mazzolini di Soclev. E non bielo soddisfazione, Luciano, vedio tutti questi bielos panolos, polento, guardi, farinos, las galettos, al di moderno, al di antico. Ecco, ci auguri fatto a tuo figlio e a tuo nipote. Se auguri si può fare. L'augurio che a poter continuare a produrre. Io avevo cominciato solo col mais, loro hanno ampliato il marchiato, le produzioni e quindi che possono continuare. Che avevo soddisfazione del lavoro che fanno e soprattutto che vogliono bene alla chiarnia e queste mons che ci circondano, che sono uniche un po' e che danno sia lavoro, sia impegno, ma anche tanta soddisfazione che questo territorio. Luciano, mi viene in cuore das nostros nones, das nostros vavos, che culgei e slavo in tim di guerra in Furlanio, e slavo assurd, e scambiavo las loro dotos per farina e per sorga. Era tim di miseria, chi non poteva produrre non aveva la possibilità, e quindi si rivolgevano ai marchiati dal Friuli per poter vegliare di mangiare e dare di mangiare alla famiglia. E quindi avevano di emigrare col Zei e portare su, riportare in chiarnia che i prodotti che noi avevano. Fiorindo, i vi nominati prima i mulins che sono restati in chiarnia, no? Ma vi smenteato due. Ecco, nominino due. E vi un altro mulino a Soclev, che noi si rivolgevano all'inizio anche... Sì. Prima del 2000, prima di quello che chi la mina Soclev, che è un mulino piccolo, che ha le storie che c'è che lì. Al continuo macinare. Continua, sì, per qualche due. Beh, non mi parons. Che si chiama mi parons? E lei si chiama Anna Maria, che è la figlia del... La mulinaria. La mulinaria, diciamo così. Come anche un film, mi sa che ogni tanto al Mosene, insomma, le viene... E che li baus, che li ovar, che le storiche dei Donada. Esatto, che li Donada, esattamente. Ecco, la sto speranza che si topparino a dire, quali sono le stos? Ma insomma, la soddisfazione sicuramente che il lavoro è bene, perché con che si tacca non si sa mai come capolà la roba. Comunque sono 20 anni e la roba sa me, insomma, che va di bene, insomma, che dicono che i prodotti fanno plasing e che si arriva a vendere bene, ecco. I sacrifici li si pia tanto, non li diminuite, dicono che, però insomma, alle bielle, ecco, io dico che la roba va in avanti, ecco. Cioè, la speranza è che il figlio comunque continui, che i plasing che si lavora e che insomma... Auguro sicuro, tu hai la responsabilità di portare in avanti quasi 17 anni. Coraggio, c'è di più. Sono contento per portare avanti questa attività che mi piace. Augurons al mulin Mazzolini a chi di Soclev. Mandi del nostro bielo chiaro di Chiarnio e nostra televisione che non danno occasione di far conoscere le eccellenze del nostro Chiarnio e questo non di che. Brava, grazie. Che la via chiatale si smarive di colore e di un color come la le quam che avutre io la flor e di un color come la le quam che